Assilea, l'associazione che rappresenta il comparto del leasing, perché è riuscita a far comprendere al sistema della politica e dei partiti l'importanza per l'economia nazionale del bisogno per il mercato e per le imprese di utilizzare questo strumento finanziario. La collaborazione con le istituzioni delle rappresentanze associative dei singoli comparti è indispensabile per risolvere i problemi. Quando questo accade, come in questo caso, i frutti si vedono. I dati di Assilea confermano infatti che quest'anno c'è nuovamente il segno più, in modo significativo, sui nuovi contratti che vengono stipulati dalle aziende, con benefici effetti della filiera di comparto e dei suoi operatori. Questa ripresa non avviene per caso o per fortuna, è frutto di un lavoro intenso della politica negli anni scorsi, frutto dell'intervento del legislatore che ha inteso incentivare nuovamente l'utilizzo di questi strumenti, consentendo un risparmio delle agevolazioni fiscali alle aziende, ai professionisti che lo utilizzavano ma purtroppo avevano smesso di farlo. Questo profilo deve far riflettere gli operatori sia sull'utilità delle rappresentanze associative sia sulla possibilità che ci sia una collaborazione con la politica, con le istituzioni nel tracciare linee guida per il mercato che poi, come è giusto che sia, viene fatto dalle imprese e dagli operatori. Nel ricevere questo premio, la Foglia d'Argento, ringrazio la Delta Credit Veneto e il signor Canciani che ha voluto, immagino pensando a me, testimoniare la gratitudine sua, del comitato scientifico del premio e dell'azienda che conduce per coloro che hanno provato a fare qualcosa per aiutare la ripresa di questo paese e di questo comparto economico. Ancora grazie.